parte dalla distanza Giannini. Palla intanto larga, ci prova dalla distanza, Paoletti deve distendersi. Il proprio compagno Valeriani la mette dentro, nella terra di nessuno, c'era Zampetti, era troppo sul secondo palo. Buono stop di D'Anversa che serve Seferi, alla palla sul sinistro, Seferi prova a intervenire, Paoletti che la mette fuori. Fra lui e il numero 9 della Roma. Ancora D'Anversa può servire il sinistro. Alza lo sguardo Giannini, prova ad impostare, pesca Seferi bene, Seferi sul fondo, rientra sul sinistro, Seferi alle sue giocate, Seferi, Paoletti risponde ancora una volta a Klaus Seferi, poi Virli spara alto, ma che giocata di Seferi, sulle discese di Seferi che sappiamo quanto può essere letale e velenoso col proprio sinistro. Ancora Di Vittorio, intanto dall'altra parte serve bene Rossi, buono il pallone di Vittorio, Rossi sfiora il palo del fornitore tecnico, se così vogliamo dire, le finte di Croce, che poi cede a Di Vittorio sulla sinistra. Ancora dentro per Croce al limite dell'area, non riesce però a intervenire il numero 5, riparte Seferi, è velocissimo Klaus Seferi, conosciamo tutte le sue caratteristiche, si accentra Seferi, va sulla sinistra, la mette alle spalle di Paoletti, alla terza volta riesce a segnare Klaus Seferi e lo fa nel modo migliore con un gol bellissimo da fuori area. Sì, contrastato da Cioccari, poi alla fine arriva Quinquigno, non ci pensa due volte, addirittura Seferi forse riesce a stopparla e a metterla giù, contrastato però da Di Vittorio, buono lo stop di Seferi che se ne va ancora una volta, rientra sul sinistro Seferi, Paoletti in uscita. Zampetti per Di Vittorio, c'è il movimento dentro di Valeriani, buona azione, Valeriani segna un gran gol di prima con lo scavino, ma ancora un filtrante perfetto di Vittorio. Numero 5 molto tecnico Croce, palla fuori per Zampetti che spara in porta, la risposta di Merciato. C'era anche un altro di Paoletti in panchina con il numero 25, Filippo, chissà che non lo vedremo, che non li vedremo in campo tutti e tre insieme. Enrico Paoletti, la palla dentro per Rossi che colpisce come un cobra, la prima occasione utile, fa l'1-2 per il Cottini, Staibano Gomme, Rossi. C'è il gol di fantasisti della squadra di Cencetti che dunque si presenta al mio modi allo sprint per la fine del campionato, intanto Seferi, pericoloso per Merciaro che è stato costretto a distendersi, Guadagno sbaglia il tocco e lo dà Di Vittorio per Rossi che poi colpisce sul primo palo, la doppietta di Rossi sul primo palo con un pallone sbagliato in uscita da Guadagno. Si gira per Di Vittorio, c'è la sovrapposizione di Valeriani che chiede a Di Vittorio di puntare l'avversario, il pallone di ritorno per Di Vittorio che forse sbaglia il controllo ma serve Croce che prende la mira e batte per la quarta volta Merciaro. È riuscito a portarsi sul 4-1, a far virtualmente propria la partita. La palla ancora dentro di Seferi, a rimorchio tutti, poi da due passi Pettinari riapre tutto a pochi minuti dalla fine. Molto alla forma quanto alla sostanza Pettinari, ha messo davvero questo pallone alle spalle di Paoletti, qui D'Anversa si gira per Seferi che può rientrare anche sul sinistro, poi sceglie di andare sul fondo, la palla dentro, D'Anversa da due passi la spara alta. Non è certo a lui sbagliare un gol del genere, infatti non è stato lui a toccare ma un difensore del Cottini, la palla dentro, questa volta è lui però che la mette fuori di nulla. Una conclusione che sinceramente era abbastanza imprevedibile alla fine del primo tempo e che arriva in questo momento. Le tre reti del Cottini Staibano Gomme affossano la Roma nella ripresa, 4-2 finisce qui allo Sport City. Abbiamo sbagliato tanti gol, loro attaccavano bene, organizzati e insomma siamo stati penalizzati da quello, poi ci siamo sbilanciati dopo il terzo gol preso così e ovviamente poi la partita è stata un po' più brutta perché c'era mucchio dalla parte loro, abbiamo giocato solo di là e loro si sono difesi bene, dai. Purtroppo quando tu crei tante occasioni ma non riesci poi a concludere inevitabilmente poi succede il patatrac, perché non penso che meritavamo di perdere, ci siamo mangiati tantissimi gol, pali, traverse, però purtroppo se la palla non la butti dentro nel calcio questa è una regola fondamentale. Siamo stati bravi a fare subito il gol del pareggio a fine primo tempo, quindi abbiamo iniziato il secondo tempo un po' più carichi, anche forse pure il vento a favore ci ha aiutato un pochetto, siamo riusciti a fare il 2-1 e il 3-1 subito e che ci ha un po' tranquillizzato. Loro ottima squadra, ci hanno fatto soffrire tanto, però abbiamo tenuto duro e alla fine ce l'abbiamo fatta. Toni Ponzi è una squadra storica della Lega, la conosciamo bene, l'ultima partita sarà stata frutto di un episodio e sicuramente di una serie di circostanze che l'hanno portata a quel risultato. Per noi adesso abbiamo 4-5 partite fondamentali che dobbiamo affrontarle tutte come se fossero delle finali. Noi ce la metteremo tutta, speriamo di recuperare qualche giocatore e andiamo avanti così a puntare ai playoff.